Campionato di eccellenza, finale nazionale, play-off per la promozione in Serie D. Al Cesare Brin si affrontano per la gara di andata la Cairese e il Terni FC. I gialloblu hanno battuto in semifinale il Mappello vincendo entrambe le gare 4-1 in trasferta all'andata e 2-0 nel ritorno in casa. Il Terni invece ha pareggiato entrambe le gare con l'Aussese 0-0 in casa e 1-1 in trasferta. In virtù del gol fatto fuori casa ha conquistato la finale odierna. Dirige la gara Burattini di Roma. Dopo pochi minuti Turone e Gaggiotti entrano in contatto. Burattini lascia proseguire nonostante le proteste degli ospiti. 11° tiro dalla distanza di Sogno, potente ma centrale. Kunzi blocca in presa alta. Al 13° Terni vicinissimo al vantaggio, Carletti si libera di un avversario, entra in area e calcia in porta. Scalvini respinge ma non trattiene, la sfera arriva a Tozzi Borsoi che da 2 passi, a botta sicura, tira. Scalvini si supera e blocca. Si arriva così al 20°, la Cairese passa in vantaggio, lunga rimessa di Anselmo che arriva a Sogno. Il bomber stoppa di destro e tira di sinistro. Romeo respinge, irrompe Sassari e fa 1-0. Da rivedere il tiro preciso del numero 7 locale che supera Kunzi. Poco dopo la Cairese reclama il penalty per questo intervento di Carletti su Silvestri. Anche in questo caso Burattini lascia proseguire, ma i dubbi restano alti. Poco dopo ancora Anselmo sfonda sulla sinistra e centra per Sassari, che viene anticipato di un soffio da Romeo che salva i suoi dalla capitolazione. Dal corner che ne scaturisce Facello anticipa tutti ma non trova la porta e mette alto di testa. Il gol è nell'area e arriva al 36°. Facello riceve palla da una rimessa laterale e crossa per la testa di Sogno che supera per la seconda volta Kunzi. Rivediamo il gol del centravanti argentino. Nel finale di primo tempo Pacilli supera i difensori locali come uno slalomista e affrontato da Graziani cade in area. Nel replay sembra che sia il numero 10 ospite a cercare le gambe del difensore e non il contrario, giusta la decisione di Burattini di far proseguire. Nel secondo tempo ancora Anselmo scende sulla fascia sinistra e crossa per Sassari, che impatta male con la palla e non centra la porta. Clamorosa occasione da gol sprecata. 58° ancora Carletti, centra per Pacilli, Boveri capisce tutto e mette in angolo anticipando il numero 10 ospite. 2 minuti dopo calcio d'angolo per il Terni, Tozzi Borsoi è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla palla ma mette alto. Il Terni spinge al 61° di mezzo allo svantaggio, punizione di Pacilli, Romeo si inserisce nel presepe dei difensori della Cairese e sigla il gol del 2-1 di testa. Il tocco sporco del difensore rossoverde inganna anche Scalvini. Non c'è neanche il tempo di esultare per gli ospiti che 40 secondi dopo Marco Silvestri con un'azione personale si porta al limite dell'area e scarica un preciso rasaterra che supera per la terza volta Kunzi. Non inappuntabile l'intervento dell'estremo ospite, ingannato anche dal rimbalzo della palla davanti a lui. Ma le emozioni non sono finite. 2 minuti dopo Carletti, imprendibile quest'oggi, scende sulla fascia sinistra e centra per Bagnato, che con un tocco di classe mette alle spalle di Scalvini. È il 3-2. Si arriva così al minuto 72 quando il neo entrato Chiarlone scarica palla per Sassari che confeziona un cioccolatino per la corrente Santiago, Sogno che di testa cala al poker per i gialloblu locali. Bello l'inserimento del centravanti della Cairese che realizza la sua doppietta personale. 80°, Bagnati in posta per Pacilli ma il diagonale al volo di quest'ultimo termina abbondantemente fuori. 3 minuti più tardi Graziani Thomas scambia con Bogarin che non trova il bersaglio grosso. Nel finale ancora emozioni, prima il Terni con Tozzi Borsoi che pesca De Sagan-Stizbal che mette fuori. Poi una protesta per parte, la prima dalla Cairese per questo contatto tra Graziani e Romeo, poi dalla parte opposta per questo intervento tra Garbarino e Pacilli. In questo caso però il presunto intervento falloso accade fuori aria. Finisce così, Cairese 4, Terni FC 2. Domenica prossima allo Strinati di Terni si giocherà il ritorno della finale playoff e la Cairese avrà a disposizione addirittura 3 risultati per approdare al sogno della Serie D. Vittoria, pareggio e addirittura una sconfitta con un gol di scarto. Saranno sufficienti agli uomini di Boschetto per raggiungere la categoria superiore che manca da 33 anni a Cairo Montenotte.